quando si ha una disabilità importante, come quella visiva, ma possono essere anche altre disabilità, l'accesso alla cura diventa più difficoltoso per tanti motivi, per motivi anche logistici, di raggiungere la sede in maniera autonoma, ad esempio, e quindi speriamo di poter fare delle opportune riflessioni sulle modalità di accesso per le persone disabili tutte, verso una cura e verso la prevenzione. Spesso ci si concentra sulla disabilità, in questo caso visiva, e poi si trascurano tutte le altre parti del corpo che invece sono altrettanto importanti, e comunque una problematica, ahimè, non esclude l'altra. E l'attenzione poi anche particolare, molto particolare, è quella dei familiari, dei genitori e in particolare le madri, i caregiver, perché purtroppo sappiamo che le donne, dedicandosi alle famiglie, ma in special modo ai bambini e ai ragazzi con disabilità grave, trascurano se stessi.